tutti. Buonasera. Allora io setto chat, setto tutto. Dobbiamo finire il grande caso. Allora, il grande caso della No. grande casa blu. Va finito. Va finito. Allora, quindi ci salvi qui. Ok. Noi siamo andati soltanto giù alla fine. Perfetto, ho fatto proprio Ok, a posto. Allora, questa pure l'abbiamo passata. E mo' chiamava il boss per la profezia super suprema. Eccolo qua. Allora. La dissezione. Quella che abbiamo fatto l'altra volta? Sembrava un cane che stesse abbaiando. Un cane strano. Ok, abbiamo risolto il caso, Eiko. Dai, ti prego, gioco, stupiscimi. Fai che quando devi accusare qualcosa fai il dito alla Phoenix Wright. Objection. Per piacere, dai. Dammi una gioia, gioco, dai. Dai, gioco, dai. Allora, mettiamo la chat tutti. Allora. Ok. Per poter chiudere questo caso è necessaria la dissezione di alcuni elementi. Chiedo pertanto la vostra collaborazione fino alla fine. Scusatemi. No, non ti muovere, se ne vuole andare lei che deve andare al lavoro, l'amica. No, no. Non ti muovere, amica, dove vai? Noi ci stiamo fidando di te, eh. Allora, come funziona la discessione? Salve, maestro. Cioè, ieri abbiamo salvato tra due checkpoint che erano vicini alla fine. Proprio giusto in mezzo, vabbè. Va bene anche così. Ok. L'esistenza di ciò che viene definito l'uomo sotto il letto. Allora, tra le informazioni che hai raccolto se ne sono mescolate alcune del tutto superflue per la leggenda metropolitana dell'uomo sotto il letto. Quindi dobbiamo toglierle dal caso così non ci creano problemi e non ci confondono. Allora, ci sono 4 domande principali a cui rispondere in questo caso. La prima, come ha fatto la sua comparsa all'uomo sotto il letto? La seconda, qual è il suo obiettivo? La terza, qual è la sua identità? La quarta, qual è la sua vera natura? Ok. Dobbiamo trovare le risposte a tutte queste domande. Allora, la peppa. Allora. Ok, era il punto finale che c'era nel menu, quell'oggetto che già avevamo visto. Si tratta di qualcosa che solo io e te possiamo vedere. Caricando la zona. Bravo Francesco. Bravo. Buonasera Francesco, preload di Monster Hunter completato. Bravo. Si attende. Bravo. Allora. Quindi se riusciamo ad aprire sto coso vediamo la verità. Gran finale bello fresco. Gran finale bello fresco. Allora, dissezioniamo l'uomo sotto il letto. Sembra il nome di un porno snuff movie. Sì, un po' sì. L'uomo sotto il letto ha fatto la sua comparsa nell'appartamento di Mio. Dopo che lei si è assicurata di aver chiuso la porta a chiave, sembrava quasi trattarsi di uno spettro privo di forma fisica o di un demone proveniente da un'altra dimensione. Però abbiamo scoperto che in realtà veniva dal soffitto. Quell'uomo avrebbe dovuto comparire da sotto il letto, ma siamo assolutamente certi che sia andata così? Stando ai risultati delle indagini dovresti sapere da dove è apparso quell'uomo. È arrivato da sopra il soffitto. Quindi il primo mistero di Fatima lo abbiamo risolto. Ok. Però riusciva a vedere da sopra quando lei usciva e quant'altro. E il primo è fatto. Ok, occhio di Agamotto?
Che cazzo di Yu-Gi-Oh! Vabbè, Allora, forse troviamo la carta con il nome dell'assassino. sembra bellissimo. La gente non l'uomo sotto il letto. Si racconta che egli uccide in maniera efferata coloro che vi si imbattono. Possiamo dire che il suo obiettivo sia uccidere i padroni della casa che infesta o comunque dorma in quel Sì. particolare letto. Dunque, Azami, quale pensi che sia il suo obiettivo? Perché ha preso di mira Mio? Ha avuto due occasioni per ucciderla, non l'ha uccisa. Cioè, se l'è trovata davanti con l'ascia in mano. A questo punto mi ricordo avevamo detto forse la voleva spaventare. Perché forse anche voleva spiare la vita privata, però alla fine lui la spaventa. Logi, te la butto lì. Vai. Te la butto lì. Lei lo spirito in realtà è lo stalker o qualcuno che sta cercando di proteggere il Mio dai demoni, perché lui ha visto e sa che l'amica è un demone. Nella sua mente la sta Questo è proteggendo. un flippone, non credo, onestamente. Vabbè, vabbè. Io Io l'ho proprio buttata lì. sono indeciso un po'. Prova l'ultima. Voleva spaventare Mio. Ok. Quindi perché spaventa? Allora lei resta una possibile pereta, mettiamola così. Ok. E poi scomparire. Non ho fatto non la spaventa. Quindi perché imbrattare? Cioè, ok, l'hai spaventata, ma per quale motivo? Ok, era fatta solo per spaventare la bambola. Senti, trovi una bambola sotto il letto. Oh, che succede? In realtà niente, l'ha messa così, giusto per... Ok. L'uomo sotto il letto viene descritto come un serial killer o un assassino fuggito di prigione, o in generale come una presenza caratterizzata da istinto omicida che appare misteriosamente all'interno delle abitazioni altrui. Ma si potrebbe definire un'entità sovrannaturale con un obiettivo concreto, quantomeno. Ciò che la rende decisamente meno concreta è il fatto che non lasci praticamente alcuna traccia del suo passaggio. Dunque, Azami, che tipo di entità è l'uomo su cui stiamo investigando, pertanto? Uno spettro infestante? Assolutamente no. persona. Ombra incorporea? No. Abbaglio? No. Abbiamo trovato cibo, bevande e letto in soffitta, quindi è una persona reale. Poi c'è un demone che riposa, questo non lo sappiamo. Bravo al Setti che sta giocando Persona 4 Golden. Bravo, persona Bravo, di Setti. qualità. Ok, quindi ci manca l'ultimo. Ok, dunque Azami, quale pensi che sia l'identità della persona reale apparsa nell'appartamento di Mio? Non ci abbiamo parlato, però il Ma non è cappello questo. era l'altro. Giangiangelo. Quindi capo, o ci dai un indizio perché abbiamo un bel po' di sospetti così. Allora, diciamo che noi dovremmo di l'elettricista perché abbiamo trovato pure il cappello nell'appartamento. Potrebbe avere senso nel caso dire che un elettricista. L'ex di Mio no, ok, sappiamo che c'è l'ex di Mio e a detta dell'altra è uno stalker, Sì. ma noi abbiamo il dubbio che lei possa dire la verità in alcune situazioni. Quindi la escluderei. Un assassino errante, No. togli. Fattorino di Urbaniz per Proviamo lo zaino, no, l'elettricista, l'elettricista. Sì. C'è il cappello sopra. Era proprio il sole. Excellent. Poi se quest'uomo corrisponde anche ad essere l'ex di Mio, questo è un altro discorso, Ah. che noi non sappiamo nome e cognome mo di sta persona qua. Ok.
Quell'uomo in uniforme da elettricista, come ha fatto ad abitare lo spazio sopra il soffitto? No, non c'era un varco, ma c'era un semplice fuosso, un pertugio, una botola. Ci eravamo convinti che fosse reale, ma no. Ok, ormai dentro di te dovresti avere già tutte le informazioni che ti servono. Ok, noi di preciso che domanda dobbiamo rispondere? Come avrà fatto quell'uomo vestito da manutentore a entrare nell'appartamento di Mio così da potersi nascondere nello spazio sopra il soffitto? Era già lì prima che Mio si trasferisse. Si è introdotto in casa Vabbè. dal balcone, ha usato poteri paranormali, l'uomo L'ultima. aveva un complice. È il complice lo zio. Qualcuno l'ha fatto entrare. Brilliant! E chi è il puzza adesso? Io un'idea ce l'avrei. Ce l'avrei, però continuo a fidarmi dell'amica. Poi tre personaggi su. Uno è la nostra accompagnatrice che ci scorazza dappertutto. Uno è la nostra amica. Uno è la persona che già in passato ha fatto i problemi. Oh, non vorrei dire, però. Ok. Dici un segreto. Qual è un segreto? Mm. Io si è recata di corsa in commissariato verso mezzanotte, sostenendo che ci fosse un uomo nel suo appartamento. Tuttavia, subito dopo, un uomo in uniforme è apparso nel girato del telecamere di sorveglianza all'ingresso del palazzo. Una casualità. Se l'uomo in uniforme fosse davvero l'uomo sotto il letto, allora ci sarebbe decisamente una discrepanza a livello temporale. Dunque, Azami, l'uomo che avrebbe dovuto essere sotto il letto non era fisicamente ancora nell'appartamento. Qualche minuto più tardi, dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è entrato nell'appartamento di Mio. Stando così le cose, chi era il complice di quell'uomo? Ecco. Allora, facciamo una lista dei sospettati. Allora, Mio stessa. Mio stessa che ha deciso di far entrare Sì. quest'uomo armato di ascia spesso e volentieri. Quindi Poi si è duplicata. toc una toc nel toc commissariato. toc, chi è salve? Sono un uomo armato di ascia, vorrei vivere nel suo appartamento, nella sua soffitta e spaventarlo ogni tanto. Posso? Certo, entra, accomodati. Un po' No. strano, L'amica Jasmine- nostra arriva del camioncino. Non credo. Jasmine, non credo. Direi di saltare un attimo il terzo Sì, classificato il per signor direttore. signor direttore sarebbe il killer perfetto perché Lo conosce la nostra tempistica, ci ha fatto sedere su una sedia maledetta per testarci. Ceico, Ceico. ora io non vorrei dire, Forse un po' troppo scontato. non vorrei così, avere cioè. pregiudizi, però oggi io devo per forza a questo punto. Due ne siete, se una è quella molestata e spaventata e l'altra per forza Fabulous. Allora, tutto verrà rivelato. Questo è un segreto. Pum. Tipica mossa. Dissezione. Oh Regan, buonasera. Oh Regen, bonsoir. Allora, c'è un uomo sotto il letto. Credo che queste siano state le parole magiche per far sì che l'uomo potesse intrufolarsi all'interno della stanza. In effetti, se lei non l'avesse detto, Mio non sarebbe uscita dal suo appartamento senza nemmeno chiudere la porta a chiave. Eiko, dai. Dai, confessa, Eiko, dai. Come va Regan? Tutto bene? Noi abbiamo trovato la colpevole. Forse, forse. Allora, abbiamo fatto la dissezione finale ragionando con il direttore. Ci siamo fatti un semplice conto matematico sull'ora in cui Mio si è assentata
e poi ha visto il killer nell'appartamento. Giustamente ha detto il direttore, ok, se Mio era giù e in casa non si poteva entrare in qualche modo, è perché qualcuno ha fatto entrare l'assassino in casa. Mo, se Mio è quella ferita e danneggiata, il killer è il killer, la guida è la nostra guida Jasmine qui sulla destra, l'unica persona che poteva aprire l'appartamento di Mio era Eiko e Eiko giustamente la stiamo un attimino pressando per avere delle risposte, perché sei l'unica che poteva ecco aprire la porta e far entrare il nano armato di Ascia che Sì. tanto nano non è. A noi comunque è tutto bene, Regen, è tutto bene. Tutto Ci si bene. diverte. Pioggia a parte oggi che è stata proprio una giornata di merda. Eiko, dai, confessa. Attenzione, attenzione. Ah, pure da Regen ha fatto un tempaccio. Eccolo, spara alla vecchia. No, che spara la Vabbè. vecchia. Regolare giudizio, Francesco. processo, via. Arrivederci. Nuovo caso. Dopo l'uomo sotto il letto, il Francesco nel bagno. Questa leggenda Maronna. metropolitana che terrorizza tutto l'Occidente e anche l'Oriente. C'è questa leggenda metropolitana che tu ti alzi di notte con un mal di stomaco, apri la porta del bagno, ti ritrovi Francesco sul gabinetto. Brutte scene. Staccata alla live su YouTube? No, là, dice ancora che c'è. Ok, era un bug suo, tutto a posto, tutto a posto. Signorina, allora, se volete fare... Voi chiedete permesso, vuoi fare la escort? Sì, no, che gli devi fare il giochetto psicologico per farla avere paura e darle finta protezione? No. Ok, mo ti dobbiamo affrontare in qualche modo. Chiamati imbecilli. Mm. Queste panzane. Questa è proprio la frase da ti sto fregando, Burattinaia. però dammi i soldi e ti continuo a fregare ancora meglio. Ecco, vedi? Ma ci ha minacciato, non si fa. No, me la sembra un attimo che si muoveva la scrivania in una situazione un poco... Non ti Ok. preoccupare. Se senti vibrazioni di nuovo è colpa mia che mi muovo. Oh, attenzione, è caduto il biglietto. Ah ah ah. Attenzione. Attenzione, prova decisiva caduta a terra così? Ho delle cose da fare, ciao. Diretto, mi avete fatto accusare una persona, se n'è andata e voi mi lasciate così, va bene. Mm. La bambola. Mio, che è successo? Ma era impazzita 2 secondi fa e è tornata normale. Vabbè. Sta impazzendo piano piano lei. Mm. Non mi è piaciuto Questa questa si cosa. ammazza, lo zio. Non mi è piaciuto. Sì, vabbè. Lo dicono anche le Mm. persone prima di lanciarsi da un ponte, va tutto bene. Non penso sia affidabile questa cosa. Infatti se ne è accorta, ha detto sta storia non finisce qui. C'è qualche quadra che non cosa. Ecco, ecco. Anche oggi il Team Rocket ha fallito. Ok.
Quindi noi stiamo avendo la conferma. Gli altri membri del Ok. gruppo. Ok. Attenzione, c'è qualcun altro dietro. Ah, ok, sarebbero i ricchi a cui porta le tipe. Ok. Figurati. Quindi è stata lei. Mm. Ok, noi abbiamo messo le cose sotto al letto, qua ci troviamo. Ok, no, mi sta Qua ci venendo il troviamo. dubbio che in realtà ce ne siano due e uno sia veramente una leggenda e uno è questo qua. Ma può essere sempre che c'è magari il plot twistino, tipo piccoli brividi, che qualcosa di Sì. vero c'è sempre, capito? Di piccoli brividi, era tutto. Scusa, ma allora chi ha imbrattato di sangue Allora è stato l'appartamento? lo zii. Lo zii, questo è mio. Te l'ho detto, ce ne sono due, questo è quello vero. Vero? Questo è il karma? Questo è proprio quello vero. Una piccola cutscene animato? Lui non è simpatico, lui non è buono. No, no, lui non è buono. Lui è diventato l'uomo cavallo. Sì. Warg. Non mi uccidere, io Aspetta, sono solo la tua lo zii, copia finta. questo è il trappolone, lo zii. Lo zii è il trappolone. Il tipo ha cantato, lo zii, il tipo ha cantato. Qualcuno mi aiuti. Ah! No, preso. No, però... Preso grande rincorsa, ma poi colpito sul braccio soltanto. Ecco. Subito da iPhone. Ah! Potere del teletrasporto. Ok, quindi tu adesso sei l'entità proprio. A meno che questo non è l'ex stalker che sta attaccando lei perché lei ha messo Aspetta. è mio. È mio. È mio. Allora, vabbè, è tolta un corpo intero. Ok. Ma è il plotone questo. Aspetta. Quando quell'uomo mi ha attaccato nel mio appartamento e ho perso i sensi, in realtà ho ripreso conoscenza quasi Ha sentito subito. tutto. Ho sentito tutto ciò che ha detto. Eiko, per oggi ho finito. E Quindi perché mi ha lei fatto perdere già tempo? sapeva che forse si voleva creare un alibi in qualche modo? Mm. Però ormai la cosa non importa più. Senti, come facevi a saperlo? Che- Come facevi a sapere che quando facevo la escort sono rimasta incinta? Cosa ha aperto? Isaac. Vabbè. Sgrondel? No, Sgrondel. bravo, bravo. Un po' di Isaac, bravo. Ok. Oh, lei non lo sapeva. La bambola era chiaramente un messaggio per dirmi che sia a conoscenza del mio Lei ha passato, inteso no? tutt'altra cosa. Ha La inteso... bambola tutta sporca di sangue, quindi lei ha pensato si riferisse al no, che brutto. perciò è impazzita. Vedi, è un attimo impazzita lei, no? No, sconnesso male. Era dalla parte della ragione perché l'amica la stava Sì. sfruttando, lei però è finita col diventare lei la donna sotto il letto a La questo donna punto. sotto il letto. Tanto posa quel coltello, eh. Sulla vera identità di quell'uomo, su questa donna. Mi sento anche questo misterioso potere ribollire dentro. Credo di poterla uccidere usandolo. Mm. Mm. Non per piacere mio, fermati. Purtroppo però non sono riuscito a trovare la mia cartella medica nell'appartamento di questa donna, perciò dimmi dov'è? Forse c'era qualche documento clinico che diceva che lei aveva avuto una crisi di nervi o qualcosa? Capiamo un po'. Devo cancellare completamente il Ah, mio no, passato. qualcosa Ah, sulla per tutto nascita quello che è del figlio. successo allora, ok. Mi sarei attirato addosso l'interesse della gente. Che a questo punto qualsiasi cosa Francesco. facessi poco cambierebbe.
No, hai travisato completamente tutto Sì, quello che ha abbiamo flippato detto, male, tutto. purtroppo. Effettivamente sei sputtanation. No, Ammazzo, ecco no, qua. t'ammazzo così, no. Troppo diretto. Mm, fermi tutti. Io. Fai grande mossa di Kung Fu a volo e falle volare il coltello per aria, dai. Ok, grande direttore. Che si sono adesso? Ogni 2 secondi Sì, sì, impazziscono. Ecco qua. Pum. polizia, è finita. Mio, per te è finita. Bel plottone finale, non me l'aspettavo. Sì. Abbiamo risolto il primo caso. Quindi il primo è stato quello finto, il secondo era quello reale, perché lei davvero era diventata la donna sotto al letto che si alza Mo e sì. si vendica. Ok. Il secondo caso che cosa sarà adesso? Perché a questo punto questo era il tutorial. Mo, ehi, Pensa se è ehi. finito. No, dai, ci resto malissimo, no. Guarda, mi aspetto almeno, visto che A si me- basa secondo me su avventure visual novel, almeno 5 casi in totale capito. me li aspetto. Quindi Che il primo il l'abbiamo finale. fatto, ne restano 4. Speriamo. A meno che non abbia calcolato pure il primo del tutorial della sedia, che sono 2 azioni in croce. Quindi se ci va bene ne abbiamo altri 4 da fare da adesso, altrimenti solo 3. Va bene. Anche perché essendo questo il secondo barra terzo, dovrebbe essere già un pochino più. Mo dovete cercare la dignità di Gabbani. Ma perché che ha fatto mo? Che ha fatto mo Gabbani? Che ha combinato? Che mi sono perso? Ha fatto la stream dove era. Ok. Capito però diretto, noi ci siamo grande. fatti un cuore così per risolvere il caso, lei prende, mi fa il video Ah. e monetizza, mi scusi. Così. Quindi non c'era un motivo per cui è stato Mi usato scusi. Gabbani. Ah così, va bene, ci sta Va bene. problema, raga. Tutto a posto. Ah ragazzi, giustamente, anche Regen penso che farà piacere questa cosa. Metto il timer, proprio per farla per bene. La facciamo rapida, veloce e indolore, perché penso io, e mi dispiace usare questo termine, un funerale dopo quanto accaduto oggi va fatto. Quindi, Regen, non so se lo sai, sono stati annunciati i giochi del Plus di marzo. Dragon Age Veilguard è stato annunciato 3 titoli che saranno regalati, quindi dopo solo 4 mesi Plus base. Plus base, neanche premium che tu dici No, paga un pochino, no, base. tieni, regala, prendi gioco. Quindi direi di fare un 30 secondi di silenzio, sperando che tutte le persone che hanno difeso a spada tratta un titolo che ad oggi su IGN e vari siti, Dragon Age a 9, Sì. Monster Hunter a 8. Sì. Ora aspettiamo il 28, poi vediamo un attimo la differenza tra un 8 vero, che forse potrebbe essere un 9 col tempo, e un 9 finto. Punto. Molto finto. Quindi io faccio partire il tempo, 30 secondi. A posto, fatto. Coscienza pulita. Coscienza pulita. Riposa in pace. A Godo posto. anche Pranomo pure Reike. Godo.
E vabbè, nada così. Io ho passato gli ultimi giorni, Regen, a combattere per Awawed perché ci sono persone che, nonostante tutti i risultati negativi, nonostante è stato scoperto pure che nelle città grosse Mhm. gli NPC, cioè non si muovono neanche, sono fissi sulla mappa e non si muovono, non hanno interattività. Questo su Huawei. Sì, Ho visto pure che se gli cassi la roba addosso gli passi in mezzo. quindi Bello. che una persona mi scrive no, tu non capisci niente perché il titolo in realtà sta vendendo, voi non ve ne rendete conto. Ho detto, scusami, dobbiamo elogiare un titolo che nel 2025 ha gli NPC che non si muovono? Ho detto, almeno io chiederei una routine comportamentale che li fa andare avanti e indietro. Non dica a sinistra e destra, se no con questa velocità di programmazione il titolo sarebbe uscito dopo 4 Sì, anni. sì. Quindi mi ha mandato sta notizia Gianmarco oggi, io ero occupato un attimo con alcune cose e dovremmo essere felici o tristi perché un gioco è fallito e persone hanno perso il posto di lavoro? No. La logica direbbe di sì, perché se persone perdono il lavoro sembra una cosa che dispiace, Gianmarco. Vabbè, oh. Però se sono state a più riprese fatto, è stato fatto intendere un pochino a tutti che un certo tipo di giochi non piace, non piace, basta. Sì, me l'ha mandato pure a me prima. Bellissimo, così. Siamo noi, cazzo, quanti. Quindi, Io non c'è il naso. Però. che dopo 4 mesi esce Dragon Age, dopo tutto il casino e dopo tutto quello che è successo così sul Plus, io non so. Mm. Quindi avanti un altro. Avanti, no. Mi dispiace per quel reparto che magari ha lavorato seriamente. Il problema è uscito fuori, ci sono le prove, ma nessuno purtroppo lo vuole ammettere perché è una cosa che oggigiorno è difficile da ammettere. Mi sento alcune volte quando dico queste cose come quando io da piccolo nei film vedevo, sai quando parla il pazzo del paese? C'è il mostro nella soffitta. No, in realtà non è un mostro, non è un alieno, non è niente, ti stai flashando. Però è stato dimostrato già dalla prima intervista che hanno avuto un certo tipo di società di consulenza, che società di consulenza niente vieta di pensare comunque abbiano anche il supporto di alcune persone che lavorano in certi settori e niente vieta di pensare che gli abbiano dato delle direttive, ma di base è stato detto se quando siete durante la creazione di un gioco chiedete un cambio del genere su un certo tipo di argomenti e vi dicono no, andate a minacciarli, viene proprio usato questo termine qui, che se non otterrete quello che volete passerete dei guai perché gli scatenate addosso tutto il nostro potere, tutta la nostra forza eccetera eccetera. Quindi mi immagino sempre persone che sono lì e che sono state sedute lì per fare un videogioco, cosa che hanno studiato tanti anni, tanto sacrifici, tanto sacrificio con loro stessi, impara a programmare, fai codici, fai tutto. Se lì a lavorare vuoi fare un videogioco e finisci con lottare con colleghi, con superiori, che tu più dici facciamo un videogioco e loro più ti dicono facciamo la super propagandone politico. No, non... Magari anche no. Poi esce quello che deve uscire, tutti lo esaltano perché è un gioco buono e giusto perché lancia messaggi positivi. Sì, però il resto è mediocre, poi non vende. Siamo noi cattivi che facciamo notare certe cose in base al caso che risolviamo. 7 anni fa successe la stessa cosa. Senti che fa. Ok. Che sono mo ste carte? Non mi dica che sei già finito perché mi incazzo come una bestia. Proprio mi arrabbio. Se non c'è un altro episodio mi incazzo davvero tanto.
Sta dando l'impressione fine episodio 1, aspetta che esce il secondo. C'è Tom. Buonasera. Oi Tom! No, niente, qua propaganda, no, no, non ci piace la propaganda, qua Tom. No, 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 no. Qua tutto bene, qua stiamo cercando di... Io ho visto 20 secondi di live di Sab e stavamo sparando a dei fantasmi ieri o l'altro ieri. Qui qualcuno ci vuole inculcare. Non si è ancora mostrato per ciò che è veramente. Aspetta così. Che cosa sarebbe successo? Ma hai preso la carta distruggi il mondo? Non ti azzardare a finire perché ti tiro un croccopugno in testa. Ah, ok. Hai completato l'episodio 1. Ci sono altre carte. Già questo... Stavo per tirare un bestemmione giù se No. diceva fine capitolo 1, aspetta il secondo. Gioco a episodi bello, però qua cazzimma. 3, stesso 3. No, no, io e Gianmarco ieri siamo comparsi. Tu eri presente in live ieri da Michele? Sì. Non c'eri quando sono stati regalati 5 abbonamenti? Non ci hai fatto caso? No. Regen. Siamo apparsi anche noi. Siamo apparsi anche noi, sì, siamo entrati con quell'obiettivo lì. È stato un piccolo omaggio al maestro. Quindi, visto che la giornata di ieri è stata proficua ed è andata bene, volevo fare un gesto carino, anche per attirare ancora di più la fortuna, ho detto regalo 5 abbonamenti oggi. Quindi, noi siamo andati bene. Quindi, vedi, se fai azioni buone, se noi ieri non facevamo un gesto carino, magari oggi, noi oggi qua ci usciva, finito. aspetta capitolo 2. Abbiamo fatto un come bel si gesto continua? ieri? Perdonami. Io non so, io ho paura di premere, perché qua evochi Satana come ti muovi di muovi. funziona secondo te? Io penso capitolo 1, Fa. donna sotto al letto con in carta camera, girata, sì. eccetera, eccetera. Quindi, qua. La luna nera. No, che cos'è qua? Mo? È un pagliaccio. Capitolo 2. La morte che arriva No, dallo no. specchio. Oh mio Dio santo. Ah, oggi io ti devo raccontare una cosa. In realtà sia a te che a Reagan. Facciamo fare cutscene e poi spiego. Tom, te tutto bene comunque? Chi è mo questo qui? No, sono quelli che fanno... Questi stanno pure su Yakuza come nemici, così. Li trovi per strada. No. Tipo monaci. Fanno i riti. Salve. Eh no, ha fatto un rito sbagliato. Quei sono i deficienti che giocano con ste cose. Vedi, si è aperto l'armadio. No, no, è chiuso. ok. Già me ne ero andato da zio, lo sai. Nei tarocchi la notte non è per forza negativa. Noi qua più che altro in ogni Esatto, caso questo dobbiamo capire no. prima di tutto se è qualcosa di sovrannaturale o se è qualcosa di reale. Sta pure su Pokémon, sì. È il tipo di allenatore là, sì, è il fantasmone. Ok, e questa è quella che già abbiamo scoperto. Ok. La carta rovina il giudizio. Ok, questa è la carta che Quindi noi abbiamo avuto sta carta da qualcuno e non sappiamo comunque come ce la siamo ritrovata. Ed è solo la carta che potrebbe distruggere il mondo. Belli cazzo. Che l'hai lasciata nella borsa. Ops. Come da come? La morte che esce dallo specchio è un demone che è presente in molte leggende. Buonasera Pierluigi. Sì, difatti questo stanno portando nel gioco. Esistono varie versioni di miti e leggende metropolitane, però sempre con qualche piccola differenza che poi... Oddio, nel caso precedente ci ha fatto scoprire qualcosa di non piacevole. Sono 6 illuminacarte a quanto pare al momento. E non solo terremoti, santuari, un presidente che in realtà è un sosia. Un presidente che in realtà è un sosia. Ma il presidente è quello. Allora Gianmarco, a questo punto se il gioco è completo come speriamo, ci ha detto che sono 6 carte, dobbiamo scoprirle tutte e 6? Secondo me Ne abbiamo 2 3, finora. Io mi... Così, 3 metà sotto. gioco. Ti devi stare. 3 metà gioco. Ah, allora se la prendiamo sul
altri 20 euro per altre 3 carte, quindi con altri 3 capitoli, ma li spendo con molto Con piacere. 40 euro ti sei fatto un bel gioco. Però per il 2, per il primo tutto e sei già qua dentro. No, non si sapere niente. Esiste un vecchio momento di no, perché questo momento va molto bene. Wow, La fighissimo. morte attraverso lo specchio, sì. Capiamo. Madonna, non mi leggo i Dylan Dog da una vita, porca la miseria. Che cos'è il grande reset? Mm. È un peccato che Dylan Dog sia andato scemando negli anni. Io purtroppo non sono pratico, Francio, ti dico la verità. Quindi non sono proprio... Avevo non è la il mio raccolta ambiente. fino al 180, non so quante volte me li sono riletti. Poi per mancanza di spazio non li ho più presi, ma rivorrei di continuare perché ho letto alcuni capitoli tramite qualche amico eccetera ed erano belle storie, quindi Oggi si è ritornare a buggata la- farlo. È arrivato un messaggio ma non è scesa. No, era solo l'ultimo punto questo qua. Mo vado a Ninna, mi guardo le pensioni di Vigilance of Mana e si dorme. Vabbè, Si io ho dorme, provato la va demo, bene. Francesco, non mi è piaciuto tantissimo, ti dico la verità. Però poi mi dirai tu. Buonanotte. L'altro lato dello specchio li sto recuperando negli ultimi anni. Bravo Reagan. Anche Vince, io non bestemmio da almeno 15 anni, ma oggi sono andato molto vicino ad infrangere questo possibile record. Ma non sono qui per inondarvi delle mie lamentele relative al lavoro. Ah, proprio giornata. No, Tom, questo è il canale dove ti puoi sfogare pure su queste cose. Anche per me. Cioè, è stata una giornata un attimino per alcune bestemmie da un lato, molta felicità dall'altro perché non avete neanche la più pallida idea di quello che è successo stamattina, quindi proprio completo surrealismo cosmico, eccetera, eccetera. Quindi se ti vuoi sfogare, sfogati. Tanto siamo tra pochi intimi. Sì. Seppure devi offendere qualche collega, qualcuno offendi, vai tranquillo, butta fuori. Oggi ho preso Johnny Frick. Che Ma cos'è? Johnny Frick è una delle storie più belle di Dylan Dog. Ah, è un numero di Quella Dylan storia ti fa capire che i mostri non sono i demoni, non sono le entità malvagie, Sono che le quelle persone. là no, sono le persone proprio nel loro modo peggiore. Vabbè. Molto bello. È molto bello. Ah, Metti un sì. po' d'acqua per piacere. Io ti devo dire una cosa. A te e anche a Reagan, dato che ne parlavamo l'altra volta. Quindi aspetta prima di andare avanti con i dialoghi, se ho le tue. Prego, vadi. Oggi è successa cioè oggi, ieri sera, Ok. mi è uscito un... Ciao Francescone! Mi è uscito Ciao Golbat. un commento in Ok. questo gruppo di Dragon Ball. Ok, va bene. A quanto pare ieri sera, comunque stamattina presto, la pagina di Dragon Ball Super, quindi questo è un dettaglio importante, Dragon Ball Super, ok. ha postato la seguente foto di Virus e Whis, che tu penso li hai intravisti, Sì, il gatto sì. e l'angelo, con la scritta sopra, con mi pare anche l'hashtag Dragon Ball Daima, ma non vorrei dire bugia, Whis sa già tutto, tra virgolette, con gli occhietti quelli là che guardano di lato. Ok. Mo non succede, ma se puta caso quello che tu inconsciamente hai detto, ma Dragon Ball Daima e Super devono essere per forza collegati, non può essere un'altra cosa, dato che la logica vorrebbe che fossero due cose Scusa, diverse in realtà. la logica è la logica. Ma la tua logica in questo caso forse potrebbe essere giusta, ma il problema sussiste. Come minchia colleghi in Super Saiyan 4 che poi non c'è più, ma poi c'è di nuovo e poi inizia quello e scompare, nessuno sa niente? Maestro Toriyama, tu che ci guardi da lì, ti prego non aver fatto cazzata, ti supplico. L'unica cosa sarebbe una specie di storia che punta a quello che è l'inizio di Super, Sì, però ti dovresti inventare la super cazzola che così come il Super Saiyan God, Sì. che era l'unica forma dove una sola persona, così è stata fatta la stessa cosa sullo Super Saiyan, esiste uno soltanto, poi ne sono usciti sì. altri 800. Sì. C'è il Super Saiyan God, è unico in tutto l'universo, poi C'è pure Vegeta, va bene così. varie cose. Ma o trovano il modo di dire, avete presente quello che avete visto adesso che sembra il Super Saiyan di livello 4 di Dragon Ball GT, ma non è quello Non di è Dragon quello. Ball GT. No. Goku l'ha fatto adesso?
Farà mai più. Non lo può fare più. L'ha fatto. È canonico, però non lo può fare Non più. lo nomina più nemmeno. Fa iniziare l'inizio alla storia di Super, però tu devi specificare. No, questo non esce più. Il problema è peggiore perché l'inizio proprio di Super, che Goku sta da Reccaio, arriva Lord Bills. E Goku fa, ti affronta. E usa i jet. Scusate, mi chiedo perché si parla sempre di cose giapponesi nel quale non è storie diverse. Sì, vabbè, questo è Dragon Ball è più. No, Dragon Ball poi è bello è che è universale proprio. Il problema è che là Goku fa, ti affronterò al mio massimo potenziale. Super Saiyan 3. Qua. Come fai? Pure io non mi trovo che. No. Però la possibilità, se fai una storia in un certo modo, è possibile dire: oh dai, ma sta in mezzo, è successo, erano piccoli, sono cresciuti C'è e una via. discrepanza problematica qua. Vabbè. Comunque Tom ci ha scritto che è successo oggi. Allora. Sopra? Ho delle colleghe che a tratti iniziano a rompere i coglioni a me e agli altri, ma per quello che non faccio. Ma se porca di quella puttana della miseria arrivano alle 21:40 e si mettono a chiacchierare inutilmente per 15 minuti con la collega che mi stava aiutando nel mentre io stavo risolvendo un problema intricato, come pretendi che alle 22, ovvero a fine turno, debba essere in pari? Ma se devi andare a casa, vai nella tua cazzo di casa e lasciami tornare alla mia. Giustissimo, Tom. Esatto. Sarebbe anche la cosa giusta da fare, anche perché non è che ste colleghe non si possono mettere a parlare lì un quarto d'ora e uno vuole dire oh vi voglio rompere i coglioni. No, fate prima quello che dovete fare per chiudere e per far chiudere chi come me forse ha bisogno che voi fate qualcosa che se ne va. Voi finite, avete tutto il cazzo del tempo che volete per parlare, però a me non mi rompete i coglioni e me ne fate andare a casa, perché almeno, soprattutto per gli orari che stai dicendo tu, no, non le mangia. Qualcosa sul Munashirlo sarebbe effettivamente interessante. C'è quello di Gomorra, quello è un altro conto. Ci sarebbe da parlare, ma da napoletano non ne voglio parlare, ragazzi. Lasciamo stare, ragazzi. Però sì, è vero, abbiamo comunque tante storie fighe. Ne abbiamo, ce ne sono successe nella vita, sia a me che a persone che conosco. Qui, proprio per questo vi dico, su queste cose qua non... Armadio. Già quasi aperto l'armadio l'altra volta all'improvviso, quindi lasciamo perdere. Professor McFarlane è lui. Voi ci avete qualche storia paranormale che volete raccontare? Ragazzi, andate tranquilli. Ma insomma, Neanche io. Ho visto solo il film, la serie mai vista. Il film è una bella perla, per carità. A me è piaciuta molto Gomorra come serie. Forse tira un po' a lungo verso la fine, ma è una bella rappresentazione di com'era la situazione e com'è in realtà in parte ancora mo' dei clan qui a Napoli. Ma è Lucio con la skin rossa. Vabbè, però poverino, cioè che me è bastardo. C'ha i capelli lunghi così. Ma non vuol dire niente. Saremo bianco in horror rosso. Però essendomi piaciuta molto Romanzo Criminale potrei provare. Provala tranquillamente. Che molte persone comunque che ne capiscono di serie, parlo di amici e quant'altro, che se una cosa è una merda mi dicono proprio non metterci mano. A persone che conosco e di cui mi fido è piaciuta, quindi se avete modo di vederla. La stessa cosa con Suburra. Io con Suburra quando usciva una serie, una stagione, subito al primo giorno me la dovevo finire, me la so divorata ogni volta. È così vero che fa ridere ma anche riflettere, decisamente. No, ho detto, è una serie comunque molto... è ben fatta, le prime stagioni soprattutto sono molto godibili. Ok, allora, dobbiamo trovare gli indizi. La cosa di Lucio intendo, sì. Prendi la foto di Sanremo, bianco, fai cambia colore, rosso. Lucio ma non perché il personaggio fosse brutto, cose, no, è apparso così all'improvviso. Sei una brutta persona. Io pure quando ho visto Lucio la prima volta, io sentivo che c'era sta canzone che stava avendo successo, ma aspettavo di trovare il solito cantante tutto perfettino,
Sto ragazzo truccato completamente di bianco sul palco dell'Ariston, ma tu hai la mia stima e il mio rispetto per le palle che hai avuto di fare sta cosa. Eterna, hai vinto tutto, ogni singola cosa. Quindi per quella persona solo apprezzamenti. Quindi come è apparso nella mia vita così all'improvviso, nel gioco qui sta persona appare plagiato. Plagio? Sì, ha fatto plagio. Plagio Il gioco questo qui è uscito dopo Sanremo. Plagio. Ah, hanno cancellato anche il gioco di Wonder Woman, così. Sì, è stato cancellato pure quello. Chiuso una marea di studi, vabbè. Sta a posto. Qualcuno ha liccato Assassin's Creed un mese prima. È uscito oggi una cosa che è risultata per me di uno schifo esagerato. C'è quello youtuber che ho fatto vedere alcune volte a Gianmarco che sta facendo una causa contro una persona che l'aveva denunciato di diffamazione e quant'altro. Sta persona aveva fatto uscire 2 giorni fa un video dove dava delle informazioni su Ubisoft dalla sua gola profonda, da persone che aveva, che gli stavano dicendo cose. È uscito fuori dopo 2 giorni che queste notizie non solo non erano vere, ma era tutto un piano elaborato da un altro canale YouTube. Ok. Sembrerebbe da un lato per screditare sta persona, dall'altro lato si è giustificato semplicemente dicendo qualcosa del tipo: no, era un esperimento sociale. Tu per fare un esperimento sociale mandi delle informazioni ad uno sbagliate e gli fai beccare una denuncia da Ubisoft? Questi sono come alcuni Perché di quando quelli- sta persona ha fatto sto video, Ubisoft Sì, sì. per notizie sbagliate, quando escono dei leak, dei rumor in un certo modo, non possono negare la verità. Mm. Se tu dici una palese stronzata, pure Ubisoft dice aspetta un attimo, ti denuncio, ti fermo e via. Quindi è uscito fuori tutto un giro che si sta facendo e che oramai si è capito che alle persone piace screditare anche nei modi più biechi e meschini possibili. Vince, non ti giustificare, tu che lo prendi in giro quando canta una canzone sull'essere bullizzato e io che ho riso andremo all'inferno. Tommy, io sento la canzone di Lucio almeno, Sì. almeno facendo un rapporto così 15 volte al giorno. Contate, 15. C'è anche il suo rivale, Tommy Cash. Fortissimo. Allora ragazzi, lo volete un annuncio serio di una cosa che io e Gianmarco abbiamo fatto per il canale? Noi ve la diciamo e noi davvero abbiamo fatto questa cosa. Vi giuro. Aspetta un secondo che aveva scritto pure per Luigi. Tra l'altro non so se vi interessa, ma oggi ho fatto un po' di ricerche sui costi di sviluppo di alcuni videogiochi, appaiono cose notevoli. Cosa hai trovato per Luigi? Scendi un po'? No, già sta giù, già sta giù. Al massimo. Io penso che noi diciamo sta cosa e restiamo da soli, si girano e se ne vanno tutti. No, perché è una cosa bella. Con la promessa che quello che vi diciamo, se per caso ci arriva la risposta, noi la facciamo. Allora, noi all'inizio delle live abbiamo preso sta bella abitudine che cantiamo le sigle, uno per divertirci, due, visto che non ce ne fotte un cazzo di fare figure di merda, noi ieri abbiamo aperto Instagram, abbiamo aperto il contatto di Tommy Cash. Ho detto: senti, a noi piace cantare canzoni, ci piace la tua canzone, non è che possiamo trovare il modo di cantare Espresso Macchiato all'inizio della live senza avere problemi di copyright? Ci fai sapere? Amico. Abbiamo mandato il messaggio. Mo adesso uno non dice ragazzi mettiamoci il pensiero, però metti che, visto che è un personaggio un po' eccentrico del panorama musicale, metti che in un momento positivo trova sto messaggio di 2 italiani che lo ringraziano per la canzone dopo tutti i casini che stanno succedendo. Facciamo, se ci dice sì, noi la cantiamo in live senza problemi, anche perché perdere il tempo e dire che sta canzone danneggia l'Italia, ma ci sono un attimo problemi più seri, ma non vi mettete a perdere tempo su una canzone del genere. Allora, il videogioco più costoso mai prodotto, più pubblicità, più sviluppo, Genshin Impact. Vabbè, ci sta. Però per quello che dà sono spesi bene quei soldi. Abbiamo visto quello lì dell'Eurovision, Tom, ce n'è un altro? Ha fatto proprio un videoclip fatto bene. Eccolo là, Regan. Mio amore. A me deve solo arrivare quel messaggio yes. Ragazzi, è fatta.
Ah, comunque è bravissimo, ragazzi. Bisogna dire le cose come cazzo stanno, è un fenomeno. Ci abbiamo pensato ieri, abbiamo detto, proviamo, mandiamo. Diamo un messaggio, non si può mai sapere. Oh, mio amore. Sapete il costo totale di vaccini? Quasi. Porca vacca. Però ne sta guadagnando comunque un bel po'. Il Kodakon che fa ricorso contro Tommy Cash danneggia l'Italia, non Tommy Cash, pienamente d'accordo. Sì, ma perché dove... Madonna mia. Ma fatelo cantare. Ah. Manco più cantare, se può. Uno non vede che sta cantando faccetta nera. Posso, cioè, che posso cazzo. dire una battuta un po' cattiva, no? Per un video che ho visto oggi pure di Gematria. C'è la professoressa del corsivo Elisa Sì, lo Esposito. no, non ti prego. Uno dei video che ha fatto questi giorni ha dato un voto ai mestieri dicendo che se fai il muratore nella vita tu vali 4 per vari fattori. Ora dico io, già si mette nella testa delle persone un discorso che bisogna essere primi per forza, se no non si vale niente. Cioè portare avanti sti video che danneggiano soprattutto le giovani menti, ma non sarebbe meglio, signor Kodakons, proprio signor Pasquale Kodakons, invece di rompere il cazzo a Tommy Cash, no? Ma andate un attimo a vedere più situazioni Culo. che sono un problema, sinceramente. Tanta risata. C'è un suo video su Ma PH che cos'è? Perdonatemi ragazzi. Tom, che cos'è PH? A me mi viene a pensare Pornhub, non so, Ah, deformazione, Pornhub, non so, dovrebbe no, essere. no. Cioè, ha fatto un video porno. Mo se PH e qualche altro provider che non... Ah, era proprio Pornhub, ok, ci ho preso. Quindi stasera lo devo tributare, per forza. Stasera tocca fare un tributo. Cioè, penso che nessuno si sconvolge se dico Pornhub nel 2025. No, ma si può dire. Siamo tutte personcine No, mature. magari era qualche altra piattaforma e non avevo capito io. Che Gabri fosse. è a dormire, quindi certe cose non le sente. No, Tutto a non si posto. fa, non si Ok. fa. Va bene così. Adesso macchiato, tornerò. Allora, muratore idraulico sono mestieri che non possono mancare in ogni città, perché altrimenti la città va a pezzi. È una specie di parodia sulle Olimpiadi. Sì, ma più che altro no. Allora, tu non mi ricordo mai il cognome di sta ragazza, perdonatemi. Esposito. sì. Ah, proprio Esposito, ok, quindi Elisa Esposito. Ok, quindi tu Elisa Esposito, a te piace guadagnare tramite OnlyFans o altre piattaforme 5.000 euro, come dice lei nel video che ho visto oggi, per fare la foto di un'ascella? Hai trovato chi ti dà quei soldi? Bene, siamo tutti felici per te, Beata tu a ti te. diverti. No, beata a te no. Pure io vorrei soldi per le ascelle, lo zio. No, i 5.000 euro preferisci che misurare, non soltanto con l'ascella. Ascella. Te ne mando 2. Ti faccio una foto 20 persone con 20 ascelle diverse, così godi di Ma più. che vuoi ascella mia? Però almeno 5.000 euro solo per un'ascella mi sembra un No, po' vedete, poco. questo sì è un po' overpriced. Però... Vabbè, ci sono persone che hanno... Volesse qualcuno che seccate foto mia. Ci sono persone che hanno disponibilità di darteli sti soldi. Ma quando va, Contenta tu, contenti tutti. Però giudicare i lavori degli altri sono lavori dove ci si fa un culo così dalla mattina alla sera e far capire a persone più giovani soprattutto che fare quei lavori è una merda, come dice Pierluigi, c'è bisogno anche di questi mestieri per andare avanti. Non è che tutti possono fare l'influencer, il miliardario, Bruce Wayne, Batman e compagnia appresso. No. Quindi screditare un certo tipo di lavori in questo modo credo che sia completamente sbagliato. Senza degli elettricisti mi sa che tanta gente avrebbe problemi, assolutamente. Allo stesso modo senza i camionisti chi li rifornisce ai vari centri commerciali? Ma la civiltà umana funziona proprio per questo, tanti mestieri diversi, tante cose diverse, perché come diceva Totò è la somma che fa il totale. Non è il problema che un guidatore di un tir è più importante di un muratore, no, sono importanti entrambi perché uno fa una cosa e uno ne fa un'altra. E non è che bisogna screditare uno o l'altro perché uno si sposta su più chilometri o uno fa una cosa più leggera o più pesante dell'altro. Quindi andare a dire a persone giovani soprattutto, no ragazzi non fate il muratore perché sennò siete dei falliti. Ma che cazzo di ragionamento le è? quattro mura dove abita, Che secondo lei che cazzo- sono spawnate? Ma infatti secondo me questa gente crede che i vestiti nei centri commerciali spawnino
Cioè sono come i shop dei videogiochi, tu entri e la roba... Influencer alla società offre zero, esattamente, ci aggiungiamo una categoria che fa un lavoro di melmi medici. Fai a meno di loro e poi ridiamo. Ma è così con tutto, ma attenzione, rapportate sto pensiero anche in un'ottica più grossa. Per quello che non conoscete, per quello che potete immaginare, per hobby e cose che sono diverse dalle vostre, immaginate quante persone ci sono al mondo che fanno funzionare una macchina che è quella del pianeta Terra, piena di hobby, di sport, di persone, di lavori, di mestieri, tutto collegato, tutto unito per farlo funzionare in modo tale che la civiltà vada avanti, e ti ritrovi persone che dicono quello che ci costruisce i palazzi e ci fa stare coperti e al caldo durante l'inverno e freschi in estate non va bene, facciamolo fuori. Scusate, è come dove andiamo a abitare? Non lo so, poi vediamo, poi vediamo. Ma come poi vediamo? Ecco, vuoi fare un video, Elisa Esposito, vuoi fare un video solidale, interessante, intelligente soprattutto? Fai un bel video dove dici, ragazzi, fate l'assassino? Non lo fate perché uccidete una persona. Questo è un consiglio giusto. Fai un consiglio questo qua. Ok. Che questo non lo fai? Questa dovrebbe essere una cosa ovvia. Ah, è ovvia. Eppure, credo che sia pure ovvio non dire che un muratore è una persona inutile, No, però a ma- questo punto... Chi costruisce i posti dove tu vivi non serve, Lozzi, non serve. Io ho lavorato vari anni al porto di Ravenna, senza i marinai che spesso fanno una vita difficilissima, saremo letteralmente a razionamento. A me Instagram ha rotto proprio le balle, sinceramente. Allora, Regen. Allora, ragazzi, non vi ho mai invitato a seguire i miei social. Io dovevo togliere una cosa entro la mezzanotte. Facciamo un piccolo giochetto. Volete scommettere che io vi stupisco in qualche modo? Volete fare questa scommessina? Io adesso vi chiedo di fare una cosa. Voi, è una cosa leggera, semplice. Voi nella testa di qualcuno uscirà. Ma che cazzo sta succedendo? Ci state? È una cosa di 2 secondi. Proprio perché soprattutto su Instagram, quindi sto parlando di Instagram, proprio oggi è stata una giornata positiva. Allora andate a vedere i post della mia pagina di Instagram di oggi. Vedete l'ultimo post di oggi. Così. Guardate nell'insieme. Cercate di capire. E poi continuiamo tranquillamente il gioco. Tanto comunque devo continuare a fare informazioni. È una cosa che uno non si aspetta. Vai a vedere account. Vai, andate tutti, andate tranquillamente. Quindi proprio oggi Instagram, lasciatemelo stare. Però sono d'accordo sul dire che... E ne ho avuto la conferma da un ragazzo un paio di giorni fa, dove provavo di nuovo a dire alle persone, ragazzi, non c'è niente di male a dire che Awawed è un titolo mediocre. Esistono i titoli di merda, i titoli mediocri e i titoli belli. Ho trovato un ragazzo che questo diceva, soprattutto su certi argomenti e su certe discussioni. È inutile pure lamentarsi perché non c'è più controllo, non ci sono... Se fai una segnalazione le persone continuano a dire certe cose, a comportarsi in un certo modo. Sì, la storia volevo dire, scusami. Vince, ammiro te che riesci a ragionare per minuti su ste cose, che io non trovo le parole. È semplicemente mettersi il cuore in pace. Sai come ci può arrivare, Tom? Allora, basta trovare soltanto il giusto equilibrio. Io vado letteralmente contro, per quanto possibile, alle persone che si lamentano di ogni cosa, dicendo che tutto il mondo, tutto fa schifo. Assolutamente no. Bisogna semplicemente imparare a bilanciarsi nella vita e nei pensieri in un semplice modo. Per qualunque cosa esistente, per qualunque persona esistente vi trovate davanti, esiste sia una parte buona che una parte negativa.
trovate il centro perfetto delle cose, vedetele per quelle che davvero sono e vi renderete conto che davvero evitarsi sotto un certo punto di vista problemi, casini e quant'altro, basta non avere la paura di non sentirsi soli, perché noi esseri umani abbiamo questa cosa che abbiamo tutti ma nessuno vuole ammettere. Nessuno di noi vuole restare solo. Per non restare solo si finisce con il fare cazzate, ossia accoppiarsi con persone che poi ci creano problemi, e si è venuto a creare tutta questa società fatta di persone che hanno avuto figli e quant'altro, che non hanno saputo gestire il trasmettere le loro conoscenze ad una gioventù più giovane, e sono iniziate a succedere un po' di cose in giro assurde, e ci ritroviamo al 2025 dove io, da uomo tranquillo e sereno che preferisce fare questo durante le serate, dovrei sentirmi lo scarto della società perché sto trasmettendo qualcosa a persone che conosco indirettamente e che mi piace rendere felici. Cioè, dove è scritto che quello che sto facendo io o quello che state facendo voi debba creare per forza pregiudizio? Tutto questo per fare un semplice giro. Fottetevene di quello che pensano gli altri. Non si potrà mai piacere a tutti, ci sarà sempre qualcuno che per qualunque cosa che dite, pure il sole è giallo, vi verrà contro perché è una persona vuota che non sa cosa significa essere apprezzati nella vita e prova a cercare attenzioni rompendo i coglioni sull'ovvio. Domanda davvero difficile: sapete qual è stato il primo videogioco AAA mai prodotto? No, Pierluigi, consiglio? Sì, Tom. Sì, l'avevo vista oggi pomeriggio, mi sono schiattato. Ok, grazie mille, Reagan. Per farvi capire, per darvi pure una lieta notizia, se vi fa piacere, per questa foto mi è stata chiesta a me la possibilità di postare questa immagine che avete visto. Io sono rimasto sconvolto da questa cosa. Io sono stato 10 minuti col telefonino in mano e ho detto no, è uno scherzo, non mi stai chiedendo sta cosa. Mi aspettavo uscisse fuori la carta bluff, invece no. È stato un piacevole risveglio stamattina. È un gioco che sicuramente giocate ed amato ed è ancora oggi amatissimo dopo circa 30 anni. Chi è lei? Ragazzi, il resto nelle prossime puntate. Domani sera, vi ricordo, ci sarà l'annuncio dove dirò quello che si prospetta per i prossimi giorni. Io vi ho detto, si farà sta cosa, si presenta sta cosa, vediamo come va, ma queste, le live, non se ne vanno. E il modo di far interagire questa persona con il canale già c'è, sto aspettando solo nei modi tranquilli e sereni di chiederle questa possibilità di collaborare in questo modo, e se accetta avrete modo di sapere meglio chi è. Sì, sto cercando pure io di capire qualche indizio. Oi, quello, buonasera. Ciao quello. Nel dubbio sei. Quello è apparso tipo Aldo, sì, in Tre uomini e una gamba, è apparso da sotto con Doom. Esatto. Grandissimo quello. Ok, luoghi infestati, quindi dobbiamo capire comunque come sia successo. Sedia quello, oh no. Oh no, mi hanno messo il... Invece di buonasera è buona sedia. Buona sedia, certo. Sì. Recentemente ho avuto un remake. Mi sono perso il messaggio di prima, mi sa. Recentemente ha avuto un remake. Sopra, credo che Luigi l'ho perso. Ancora oggi amatissimo dopo circa 30 anni ed è stato fatto un remake. Final Fantasy? Raga, non sarebbe male come risposta. Palazzo Umeki, appartamento 104 123 Umekiko. Ok. Final Fantasy 7. Oddio, è stato... Forse l'avrò sentita pure in qualche documentario che ho visto su Final Fantasy 7, ma non la ricordavo mo sta cosa. Grazie mille per l'informazione, per Luigi. Complimenti a Reagan.
L'ha scritto anche in 2 messaggi proprio. Il remake mi ha aiutato. Remake parte 2. Poi Reged, noi ci aspettiamo comunque sempre tue considerazioni sul finale. Tu quando arrivi al finale, noi avremo piacere che tu passi, ci dici quello che hai capito. Tu ce lo dici in tutta tranquillità. Noi non abbiamo capito un cazzo. Siamo ignoranti, stolti, eccetera, eccetera. Poi se... no, non se... ma va bene. Però aspettiamo la terza parte esca quanto prima a sto punto. Hanno creato il tipo di gioco... sì, il quadrupla Skull and Bones, certo. Certo. Con gli unicorni e magici premi. Certo, Ubisoft ha detto... Sea of Thieves di Microsoft ha avuto molto successo. Sai che cosa facciamo? Facciamo la nostra versione con Blackjack e squillo di lusso e durerà di più. Finito. Ubisoft, per alcune cose che hai fatto, ne hai fatte manco in alcuni casi una A e un'altra piccola metà, e in alcuni casi ma 2A proprio, come faceva Totò, ma proprio così col sudore, con una buona parola a 2A ci arrivi, ma addirittura che tu fai un quadruplo A con Skull and Bones, carino, simpatico, visto, non l'ho preso perché non volevo spendere soldi per qualcosa che sapevo non avrei giocato. Se voglio fare il pirata mi rifaccio Assassin's Creed Black Flag e via. Ma quello che ci stava giocando era Gianlo Artus, mi sa. Pochino ho visto qualcosa in giro, però poi io se vedo un gioco, pure che... Allora, a me piacciono molto i giochi gestionali, quindi tu stai lì, vedi per 2-3 ore, tra virgolette, la stessa schermata, muovendo piccoli valori e facendo delle cose, però comunque il gioco è sempre diverso, ti tieni impegnato, c'hai cose che cambiano ogni tanto, io mi diverto così. Ma quando mi capitano giochi di un certo tipo dove vedi 5 minuti ed è la stessa cosa, 10 minuti è la stessa cosa, 20 minuti è la stessa cosa, solo con skin e cose diverse, ma che è proprio un allungare il brodo in un modo assurdo, io abbandono, dico no, basta. No, non fai per me. Sì, era divertente fare il pirata, sì, puoi fare un sacco di cose, però no, quel loop di gioco lì no, assolutamente no. Magari se lo regalano in qualche modo, uno ci fa pure una partitina, te lo provo pure in live, ti faccio un controllo, ma spendere quei soldi, soprattutto al day one non ricordo neanche quanto costasse, però sinceramente allora vediamo prima di qua cosa c'è. Mi sono perso la trama di questo caso. No, al momento non c'è ancora trama, anche perché comunque stiamo parlando tra di noi, per questo pure io sto un pochettino più leggero. Il piano è proprio questo, noi adesso ci prendiamo tutti gli indizi in modo tale che facciamo aggiornare anche il sistema interno e ci andiamo a vedere un attimo nel diario le cose ha scritto, ma di base per il punto in cui siamo appare questa donna fantasma fuori alla finestra in qualche modo, quindi mo dobbiamo capire innanzitutto che caso potrebbe essere. Ecco qua, questi sono gli indizi che abbiamo finora. Noi stiamo studiando le carte che abbiamo trovato dal caso precedente, perché una l'abbiamo trovata dopo la risoluzione del caso, quindi Eiko ha fatto cadere, dopo che le avevamo fatto capire che sapevamo era stata lei, questa carta. Noi l'abbiamo trovata, l'abbiamo portata al professore ed è uscito fuori tutta la questione del deck maledetto che prevede la fine del mondo. Ci sono delle carte, tra cui una di queste può far resettare tutta l'umanità. Noi come protagonisti ce la siamo ritrovati in tasca e non sappiamo chi cazzo ci abbia dato questa carta.
sono 6 carte e dobbiamo capire innanzitutto cosa sta succedendo. Contemporaneamente uno streamer ha messo un video dove appariva Lucio in versione rossa, oramai è lui, lo chiamiamo così ma sempre con affetto, dentro uno dei suoi video. Quindi noi siamo risaliti allo streamer, abbiamo capito dove abitasse e ora stiamo iniziando a fare l'investigazione per capire se è una cosa organizzata, se è una leggenda metropolitana o quant'altro. Ti è piaciuto il riassunto, Regen? Ho mancato qualche punto secondo te? Che questo è quello che ho capito io finora. Parlando di Ubisoft, Skull and Bones, che ha floppato pesantemente dopo 10 anni di sviluppo, è possibile che diventi la pietra tombale di Ubisoft, più di Star Wars Outlaws e Dragon Age Velgard. Grazie mille per la conferma, Regen. Quindi siamo tutti sulla stessa strada, ok. No, Pierluigi, ho sentito con queste orecchie investitori o persone che lavoravano per Ubisoft all'ultima conferenza degli azionisti, dove parlando di Outlaws è stato definito da loro uno dei migliori giochi a tema Star Wars mai fatti. Sì. E che è proprio gioco amatissimo da tutti e gioco perfetto di Star Wars. Senti una cosa del genere, chiudi tutto perché dici no, a questo punto Pinocchio sposta, ma a questo punto dici pure che volete, che ne so, fare un gioco con fai un nuovo Far Cry, solo invece di metterci le armi da fuoco mettici che si lanciano gli ortaggi. A questo punto, se ti devi sputtanare Ubisoft, ma fai divertire le persone e fai il gioco per far divertire tutti. Comunque non so se qualcuno se n'è accorto, ma oggi probabilmente anche in questo momento sta avvenendo qualcosa globalmente. Sono andato mo su Instagram e stavo un attimo a cercare sta cosa. Stanno comparendo ma non sto scherzando, migliaia di reels di roba gore che non si potrebbe far vedere. Però ovviamente quello Instagram c'ha il fatto, il contenuto è di, cioè lo puoi mettere così. Così, ma è roba pesantissima. Io sto salvando alcune cose. No, non salvare. No, ma per far capire che sta succedendo, stiamo parlando proprio di... Allora, io quando ero piccolo con amici di scuola e quant'altro, ricordo che frequentavo un sito. Gore. No, Rotten. Ah, ok, vabbè, sarà un predecessore di Best Gore. Diciamo che era foto di cose molto spinte, difatti noi c'era sempre la scenetta con gli amici, entriamo, vediamo, noi aprivamo l'home page, già era andato, donna sotto metropolitana, testa a metà spaccatino, ragazzi chiudiamo perché qua non è roba per noi, e facevamo mini inseguimento, sì. Brutto suono. Vabbè. Ok, tutto a posto. Disagiato. Quindi su internet c'è di tutto, attenti allora ragazzi ai social, ai video che vi trovate davanti, che se siete impressionabili, alcune cose che girano su internet, ragazzi... No, ma è stato qualcosa di vero, cioè ho letto pure post... Anche i miei amici. Cioè post che dice oggi 26 febbraio verrà ricordato come il giorno del dark web, una cosa del genere, ma su video così anche di incidenti, cose pesanti. Violente tipi in India. Allora io non ho paura di osservare un certo tipo di violenza da vicino, non perché in realtà sono un violento, sono un serial killer, eccetera eccetera, perché per volontà mia, sapendo che esistono certe cose, io riesco a mantenere la calma quando ho la situazione visiva su una cosa, fino a quando so e vedo qualcosa che il mio cervello riconosce, io sto tranquillo. Mi è capitato alcune volte anche in macchina di trovarmi in autostrada, vedere degli omicidi e vedere io qui e la distanza che c'è tra me e te, persone morte in macchina così. Sì. Non sono cose belle. No. Però mi è capitato poi col passare del tempo, quando mi sono ritrovato in altre situazioni simili, riuscire a mantenere il sangue freddo per un semplice fattore. Mi dispiace che quella persona sia morta. Non so chi sia, non so cosa ha fatto nella vita, però una vita che si spegne è sempre un problema. Però è un cadavere come un altro alla fine, sì, quindi gli si porta il dovuto rispetto, però non c'è niente da averne paura alla fine. Oh, Peppins. Quindi ragazzi, state attenti, se notate qualcosa voi l'unica cosa che potete fare è segnalate.
Ce n'è uno però molto bello che dovrei farti vedere. Call of Duty Black Ops Cold War è stato il secondo videogioco più costoso di sempre da sviluppare, più però comunque ha venduto, so pure io che è uno dei più belli. Io non ho mai giocato i Call of Duty, non ci sono mai, non ce l'ho fatta. Allora, qual è il fantasma apparso durante la diretta? Forse hanno visto un riflesso allo specchio, no? Forse hanno visto fuori dalla stanza. No, aspetta. Forse hanno visto una testa senza il corpo che si trovava fuori dalla stanza ed era riflesso nello specchio alle spalle. Ok, allora la prima, quindi forse hanno visto dentro lo Uno specchio spettro di forma umana. direttamente uno spettro di forma umana, ok. Lucio, esattamente. Ricordiamolo sempre con affetto. E sai che mi rompi i coglioni che devo giustificare una cosa che oggigiorno, no, io mi ho fatto una battuta su Lucio e tu lo vuoi offendere. Cioè, mo mi devo mettere ogni volta a spiegare. Allora, perché il mondo è diventato così difficile, ragazzi? Può Madonna mia. essere un frutto. Madonna mia. Comunque c'era quest'altro video lo zio. Mm. Invece era molto bello. Un elefante che veniva maltrattato da sto stronzo. L'elefante prende con tutta la tranquillità del mondo, gli dà una capocciata, Finita. lo stende a Game terra over. e gli appoggia lo zampone sulla schiena. E lo zio, craccato. Però, Craccato. allora, Aglia, mi dispiace, che No, dolore, no. però se tu rompi il Sei una cazzo, merda. se tu rompi cazzo elefante ti fare Ma con male. un bastone sto stronzo, oggi sulle gambe, è normale che Achille si incazzetta a cira. E tu merita. Non si fa violenza, ragazzi, di nessun genere su nessun essere vivente. Stronzi. Più che altro basterebbe semplicemente ritornare tutti a riscoprire il valore del rispetto per gli altri, che è la cosa che si perde. No, Andiamoci bene. allora Gianmarco, Cobra Kai ci ha dato un insegnamento importantissimo. Tanti insegnamenti. Vogliamoci tutti bene, cerchiamo per quanto possibile di darci una mano, però come Cobra Kai ci ha insegnato. Fratello, avvicinati, e per me fratello siete ad esempio tutti voi, quelli che vengono sul canale. Ci avviciniamo, ci diamo una mano, ci facciamo compagnia, però con una semplice cosa. Se qualcuno prova a metterlo nel sedere a qualcun altro delle persone presenti in questo momento, Nessuna pietà. si fa semplice schivata laterale, calcio in culo e si prendono i dovuti provvedimenti. Quindi penso che sia in un luogo come questo, così come in un forum, come da qualunque altro posto dove poter dire la propria, siamo in una stanza tutti quanti insieme, no? Rispettiamoci un attimino tutti quanti, parliamo con calma e iniziare a fare i super professori del cazzo, gli arroganti, i presuntuosi, quelli che la sanno più di tutto. Ma che cazzo c'è da... Ma perché non andate a fare testa in muro o andate a mangiare uno yogurt dal frigorifero? Così fate parlare persone che hanno voglia di comunicare in maniera piacevole e più tranquilla e agli altri non cacate il cazzo. Se volete ridere, uno dei giochi più costosi di sempre non è Star Citizen. Io volevo comprarmelo un'astronave una volta. Ci sono stato per dei mesi a vedere i prezzi tutti i giorni. Quello potevi proprio comprarti, mi pare pure lotti, Allora, queste cose qua. sì, più che altro al momento per sommi capi comunque c'è il mondo, c'è, Sì. è ancora in costruzione eccetera eccetera, tu devi comprare comunque un'astronave digitale con soldi veri e poi iniziare a giocare e muoverti nello spazio e Però fare non è cose. ancora uscito per tutti da No. quando mi ha detto Pierluigi, quindi... Dovrebbe uscire pure una modalità single player anche con attori famosi che sono stati coinvolti, però non è niente. Rippa.
Tanto le persone continuano a spenderci soldi. Io penso No, che coi prima o soldi. poi, Sì, prima o poi uscirà. con i soldi veri. Sì, 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 con soldi veri. Proprio vera pecunia. Allora, Regen, vuoi andare nello spazio? Ti piacerebbe andare nello spazio? Rispondimi solo a sta domanda, sì o no? Ci vuoi andare nello spazio? E io no, per esempio. Hai mai sognato di andare nello spazio? Ok, allora. Al momento astronavi reali non esistono, purtroppo. Purtroppo. No, ci stanno. Io Però... un desiderio ho prima di morire, che sia da qua ai prossimi 50 anni. Vorrei almeno che il turismo spaziale fosse un pochettino più accessibile. Io un viaggio nello spazio, una volta, una... Ma proprio voglio arrivare, gravità zero, mi affaccio, ok, ce ne Una possiamo andare. faccia. Non lo so, vedere fuori l'oblò, qualcosa, il pianeta ok. Terra da fuori. Non apri il finestrino. Non apro il finestrino se non problema, non mangio patatine, così non faccio la fine di Homer. Giusto. Si torna giù, a posto. Non si può fare. Quindi, se vuoi andare nello spazio, c'è il mondo virtuale, compri un'astronave virtuale ma con soldi reali e vai nello spazio. Esatto. Ecco. La società umana nel 2025 permette di fare anche questo. Io ho sempre avuto un dubbio, una curiosità. Pierluigi, a questo punto, se sei informato, ti faccio una domanda. Ma ammettiamo che io compro l'astronave da tot euro, quindi spendo anche belle somme. Penso di sì. Io entro in gioco, visto che il gioco, da quello che ho visto, lo intendo come professionale, cioè è fatto bene, tu c'hai tanti comandi, tante cose, un po' la Flight Simulator, quindi tu ti devi impegnare. Sì. Se io che non ho mai portato un'astronave in vita mia, entro nel gioco, mi metto sull'astronave, facciamo manovra, andiamo nello spazio, sbaglio e mi schiatto sul pianeta rompendo l'astronave, ma io ne devo comprare un'altra dopo. Come funziona? O si ripara quella, perché se in gioco tu mi dici ok, tu hai rotto l'astronave, devi stare fermo 10 giorni perché sei un deficiente, si deve riparare, lo accetto, ma non mi dire che ne devo comprare un'altra perché quella è distrutta, perché non è possibile. Mangiato soldi. A questo punto ci sono le dirette della NASA VR, sì, ma a questo punto, Però un giretto nello spazio, tu dici, mo farebbe. non essendo ancora uscito, non ho risposte, le cose potrebbero cambiare, però ad oggi le persone stanno comprando l'astronave. Sto dubbio penso qualcuno se... Quindi Star Citizen al momento è un parcheggio virtuale immenso di astronave che persone non usano per non romperle. Wow, bellissimo. Questo non possiamo sapere. Però sì, potrebbe essere. Ah, lei è da vicino a K104, zì. Via da te, signor. Vabbè. Ora non lo pure a me. Io però per una volta, davvero per 6 mesi di fila me lo andavo a vedere tutti i giorni. Io se avessi la possibilità economica di dire ragazzi, usciamo un attimo dal gioco qui, compriamo l'astronave e facciamo la prova, andiamo a vedere Star Citizen com'è. Ragazzi, io lo farei. Facciamo l'esperienza Star Citizen. Poi vai di bestemmioni se io entro, rompo, perché io la mia prova sarebbe quella. C'ho 400 euro, compro un'astronave e la rompo, che effetto fa? Non penso sia bello l'effetto, zì. Penso sia molto, molto... Io questo sono i dubbi che ho nella mia vita. Io mo dopo chiedo un attimo a Perplexity, vedo un attimo se c'ha la risposta. Tra l'altro esiste un gioco simile a quello che chiede, Elite Dangerous. Io a Elite Dangerous ci ho giocato, ma non riesco a ricordare con chi. Ok. Ah, boh, lei è la vicina che sta a tutti i cazzi. A posto. Ma fa che lei che si stava avvicinando di sera per scoprire qualcosa. Sei tu il colpevole. Allora, che ore sono? Facciamo altri 10 minuti così per domani vediamo cosa fare e poi per mezzanotte facciamo l'annuncio. Devo preparare solo un'altra cosa per domani e poi vediamo nei prossimi giorni
ritorniamo con la programmazione normale Guardate, sperando di questo uscirne fatto che vittoriosi. cercando quanto costa una sola. Ok. Allora, Regen, se stai vedendo mi dici il prezzo del modello base? Ok, allora, facciamo questa esperienza. Regen, vedi il modello base, proprio l'astronave, proprio quella... Allora, mi metti 2 motori interdimensionali, cose semplici, cose tranquille, proprio il modello base, dimmi quanto costa. Il quadro generale è davvero cupo, con Siege, Cloud Imperium Games, che avrebbe speso una media di 100 milioni di dollari all'anno, spesso in facezie. Gli sviluppatori interpellati da Henderson credono che, nonostante le ingenti entrate dello studio, il denaro sia finito. Recentemente ha licenziato tra 100 e 150 dipendenti nelle sue sedi, mentre i rimasti hanno visto congelati gli aumenti salariali. Molti dipendenti affermano di non riuscire a sbarcare il lunario pur lavorando a ritmi sostenuti. Per questo motivo non hanno gradito di apprendere delle molte spese inutili fatte dall'azienda, come quella dei nuovi uffici costati un occhio perché siti in un palazzo ultramoderno. Pierluigi, c'è una regola nella società moderna del 2025: buttate i soldi, buttateli, Che potete. buttateli. Sì, buttateli. Tanto lo si sa, fare videogiochi in un palazzo ultramoderno e super costoso li fa fare meglio, è un requisito fondamentale. Ecco qua il comeback. Un altro problema deriverebbe dalla microgestione di Roberts, che andrebbe a colpire ogni più piccolo aspetto del gioco, rallentando così i progressi. Inoltre ci sarebbe lo Star Engine a rallentare il tutto. Stiamo parlando della versione personalizzata del Crane Engine. I sviluppatori hanno detto che Henderson, che è un Frankenstein, che parti che a volte non funzionano e caratteristiche che vengono aggiunte e rimosse costantemente. Sì, ma l'area che ci fosse un super casino dietro, io ogni tanto qualche notizia pure me la vado a vedere. Mo' è vero, viene aggiunto un pezzo ogni tanto e comunque si dimostra che si stanno facendo le cose. Qualcosa sì. Però ci stai mettendo... Ma davvero la stai tirando proprio per le lunghe? Cioè... Pure sto fatto della versione single player per far assaggiare tutti i contenuti. Ma... Falla uscire, basta. Troppo perfezionista. Fermo. Pure un pochettino per le persone che stanno investendo per anni in questo gioco. Cioè, è vero che c'è una base e si possono fare un bel po' di cose, però porca la miseria. Più economica 70 euro. Più costosa 54.000 euro. 70 euro. Aspettate un attimo. Oggi però non ci si può giocare. Aspetta un attimo. Allora. No, tu puoi entrare, cioè tu entri in un'esperienza la fai, Gianmarco. Non è che ti compri la cosa e c'è il ciondolino, il portachiavi che non serve a niente. Ah, ce ne sono varie di vari per 65, 125. Tipo io compro questa astronave e c'ho tutti i settaggi, i valori eccetera eccetera, tutta la navigazione, c'ho tutta la scheda tecnica del prodotto, va bene, e questa costa 73 dollari. Bello. Allora ragazzi, io le voglio fare ste cazzate, oramai lo sapete, però fatemi capire, Pierluigi, se io compro questa astronave 70 euro da qui a qualche mese che raccimolo tutto l'ambaradan, in live quanto possiamo, cioè possiamo prendere l'astronave, impariamo come si guida, usciamo dalla stazione spaziale, ci facciamo un giro nello spazio e atterriamo su un pianeta? Cioè almeno si può fare questo. A me non vale comunque un cazzo sta cosa. Il mio quinto, sesto e mezzo mi dice che quel gioco non uscirà mai. No, non uscirà. Non uscirà per lui. Non Un esce. Abandoned. Che è Non stato esce. Abandoned. Abbiamo
fatto il teaser, vi daremo notizie esclusive su È di Basement. Kojima il gioco, è di Kojima. Allora, di chi era il fantasma peculiare avvistato nel palazzo Meki? Una donna con capelli lunghi e abito bianco. Lucio. Guarda. Ok. Quindi forse l'uomo ha fatto effettivamente una seduta spiritica o c'era qualcun altro dietro? No, difatti ce n'erano vari modelli sulla settantina di euro. Io veramente sto esperimento videoludico sociale lo voglio fare. Vediamo a che punto è Star Citizen. Se c'è la possibilità davvero di fare qualcosa e non è solo un compra l'astronave e c'è il modello 3D da vedere da vicino, no. Sembrava decisamente interessata a Mi sono distratto. un giovanotto. No, lo spettro. Cioè, annunciate una cosa, fatela sci, non tirate troppo la corda. Fammi una promozione, dice guarda, 800 euro, però io ti do il modello digitale, poi quando si creeranno le astronavi ti do anche il modello reale. Tu dici, però, 800 euro. aspetta un attimo. Sì, sicuramente. Cazzo conviene. Sì, sicuramente oggi. Allora, Se dissi 56k per far capire la differenza per ogni uomo costantemente il cane è per scelta, non ha speso quasi non è pubblicità, non è la qualità. esatto, ma il Esattamente. punto è proprio il messaggio che deve ritornare in giro per Luigi è proprio quello. Oramai si fanno le cose per prendere tanti soldi perché c'è avidità, tralasciando la qualità dei prodotti. Quando ci sono moltissimi esempi come quello che hai riportato tu, dove facendo le cose semplicemente per bene, tu guadagni anche di più. Fai una cosa che piace a tutti, fai una cosa che vende, che riceve complimenti, che riceve ovazioni, che riceve divertimento da parte delle persone. Non rompi il cazzo agli altri, tutti sono felici e allegri e tu guadagni tanti soldi. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Cioè, più Blue di Canal. questo che... Quindi se i videogiochi fanno i videogiochi e sono fatti bene, vendono. Poi se si fanno i videogiochi perché si devono lanciare per forza obbligatoriamente dei messaggi politici, di propaganda, di genere, di femminismo e quant'altro, e poi dopo neanche 4 mesi venite regalati nel Plus, muti, zitti, avete fatto una figura di merda, giochi così non li fate più. Io voglio sperare che Dragon Age nel Pass abbia fatto riflettere un pochettino chi davvero è nel mondo dei giochi. Dice, forse aspetta, ci conviene fare questa fine? Cambiamo un attimo il modo in cui facciamo i giochi. Perché poi non lo compri, sei malvagio, sei cattivo, sei manolesto. Vabbè. Sarò libero nel 2025 di non comprare giochi che poi si rivelano una merda? Se no fate una bella legge statale a questo punto che ci dà un bonus a noi videogiocatori per comprare questi titoli. Oh, magari. Finanziati dallo Stato. Noi come io ti compro pure Dragon Age ma finanziato dal governo. Però io non li spendo. Gratis. Già. È proprio gratis. Il gioco migliore dell'anno. Cioè una persona oggi non è libera di dire voglio un videogioco che deve specificare 800 motivazioni prima sul perché gli piace una cosa e non far capire agli altri che stai parlando comunque di qualcosa di politico o quant'altro, perché si sono complicati tutti i discorsi. Perché effettivamente pure il prezzo dei giochi, questo neanche 20 euro, questo neanche 20 euro e ci stiamo divertendo tantissimo. Cazzo, compri un gioco AAA, lo paghi 80 euro e cioè a che serve? Io appena possibile Black Myth lo devo provare, anche perché già Mox ci ha giocato e si è divertito, Ho fatto quindi 80 ore ci ho fatto. Ho fatto 3 run, devo finire la quarta. Oi Regen, buonanotte.
Domani sera vediamo un pochino cosa fare. Sperando che almeno la voce non se ne vada, sarebbe un bel problema. Allora, mi sa, finisco le domande a lui e stacchiamo, così mangiamo anche il dolcetto che è arrivato e ci mettiamo un pochino a lavorare. Allora, posso suggerirti uno dei videogiochi più horror di sempre che secondo me ti piacerebbe parecchio? Vai Pierluigi, spara. Ok, tu stavi a fare una seduta spiritica che ha trovato su internet. Ok, giusto. Che andare a cercare la ricetta dei peperoni imbottiti? No. Vabbè. Oggi il caso è risolto. Già fatto. Risolto. Lui stava facendo un rituale per evocare un demone che ha trovato su internet. Quindi invece di trovare una ricetta, qualcosa di un pochino più, cercava queste cose qua. Vabbè. Sì, già l'ho letto. Come no? Noi quello cerchiamo. A noi quello piace. A me piace quello. The Cat Lady. Aspetta Pierluigi, aspetta. Soddisfazione garantita addirittura. Aspetta un attimo. Pierluigi, ti dico solo che già ce l'avevo nella lista dei desideri. O l'ho messo io adesso? No, già c'era. Sì. Pierluigi già è sotto osservazione. Preferisco spendere più 10 euro per un titolo del 2012 che altro per titoli recenti. Ehi, che vorresti insinuare allora? No, sono usciti alcuni titoli ultimamente che non valgono il loro prezzo, secondo me. Io sono l'ultimo dei fessi, la mia opinione è l'ultima in fondo alla scala sociale, quindi se lo dico non rompo il cazzo a nessuno. Allora, l'ho sicuramente già detto. È assolutamente incredibile come... Ah, per lui se sono storie flippate per noi tanto meglio. Sta meglio in salsa. Sei tu il colpevole, c'hai la faccia terrorizzata. Gioco, non ci freghi più. Allora aspetta, lasciamone uno perché se parte una cutscene non possiamo staccare. Allora ragazzi, noi per stasera stacchiamo. Sì, si lavora un po', ci si riposa e ci si prepara. Noi ci sentiamo domani sera, quindi nel frattempo buonanotte Pierluigi, buonanotte a quello, buonanotte a Reggae, buonanotte a Francesco, buonanotte a tutti quelli che sono passati. Buonanotte a tutti e che la forza sia con voi. E con il tuo spirito. Buonanotte.